Quindi il saper colpire con la lancia da cavallo un bersaglio che molte volte era munito di una mazza ferrata e che una volta colpendolo, girandosi, cercava di colpire alla schiena l'avversario, che è il gioco del burato. Come vedete, questo oggetto ruota. Il gioco consisteva nel colpire lo scudo e, come avete visto, è una specie di allenamento di quello che abbiamo appena fatto. E anche il nostro messer arbitro, messer Fulvio, parteciperà ai giochi d'arme. Bene, vedo che messer Fulvio è già partito! Forza, applausi! Bellissimo colpo al burato! Guardate con che velocità e con sicurezza mantiene la posizione del cavallo. Vediamo di partire noi. Olè, vai, quarto! Caia! Un applauso al mio destriero! Quella si emoziona. Perfetto, il prossimo, forza! Una delle dame. Messer Ivan parteciperà anche lei ai giochi. Messer Ivan parteciperà anche lei ai giochi. Ecco, mi sono dimenticato, scusate, poi ci sarà anche Messer Ivan da Milano. Ed ecco la dama che parte! Forza, incoraggiatela! Oh! Bravissima, un applauso! Avanti il prossimo! Messer Ivan da Milano! Forza, un applauso per Messer Ivan! Cavallo un po' difficile, cavallo che non è molto facile da gestire. Un applauso comunque a Messer Ivan. Lasciamo un attimo il prossimo, poi vediamo se vuole riprovare. Signori, Madamigella Anne dalla Germania, mi sposto assolutamente, mi scusi. Pronta Anne, un applauso per Anne. Bravissima Anne, grande colpo. Tedeschi sempre molto precisi. Bravissima Anne. Alessandro, vuole provare lei? Allora, ieri in prova dal colpo così violento che ruppe il burato, quindi vediamo se oggi ripete. Vediamo, guardate con che velocità, stavolta non riesce a romperlo, ma il colpo era comunque bello potente. Un applauso. Messer Ducoli, si faccia avanti. Messer Ducoli, vado a prendere la lancia. Allora io mi sposto perché sono sempre un po' in mezzo. Sì. Per quanto avversari siamo sempre comunque cavalieri e tra di noi c'è questo gioco di stuzzicarsi e di darsi un po' di... Vai, vai, Messer Ducoli, grande! Perfetto, un colpo di precisione, non di potenza ma di grande precisione. Adesso il gioco delle carote. Signori, fatemi passare una spada. Sì, sì. Arma nobile per antonomasia.